Bella raga, ciao a tutti del commendone furioso veneziano. Guardate qua perché Fioi, cioè io giuro che tiro giù tutto, tiro giù tutto. Ho provato già di tutto, formattazioni, robe, backup, backcool, backfic. Guardate sto figlio di puttana, guardate sta merda umana, guardate sta cartilagine di merdacce. Ecco, e non c'è modo, eh. L'unico modo è perdere la carriera, ma signori, non esiste che in una delle serie che mi piace di più, che mi sta divertendo di più, io perdo la carriera perché sto figlio di puttana di merda ha questi problemi. C'è già il piano B, tranquilli, per finire queste ultime 4 gare, più fare dopo le altre stagioni, tanto staremo sempre in MotoGP. E quindi ragazzi vi chiedo un po' di pazienza e supporto perché sono nervoso e incazzato da morire. Allora ragazzi, siamo a Motegi e adesso per il momento, come potete vedere in sua impressione, ci sono i 3 piloti Un che si saluto giocano al dal paese mondiale, del cioè Lorenzo, sollevante. Marquez Oggi il e motomondiale Veneziano, ci corre sono i sul circuito punti, di tutto. Faremo Motegi, una gara, le dove ultime sta per 4 gare ne prendere facciamo via una la gara a della video classe e MotoGP. faccio io le somme così per salvare la Cielo stagione. sopra la Intanto pista è fortunatamente sgombro avevo da visto che in nuvole Moto e gli 2, ultimi bollettini meteo come si dice, prevedono oddio, temperature in linea con in la Moto 3 media aveva vinto stagionale. il solito Kent, mentre ehm, in Moto 2 era praticamente in vantaggio Rabat, quindi insomma secondo titolo consecutivo per Rabat. Fortunatamente avevo guardato le classifiche proprio nell'ultimo video, quindi possiamo già dire Rabat campione in Moto 2 e Kent ancora per la quinta volta di seguito campione. Allora Fio, adesso stiamo tranquilli, nel senso, adesso facciamo queste quattro gare così, una alla volta con i punteggi dei comendiani e poi faccio il campionato singolo, sempre con Veneziano e con la Ducati chiaramente. Per sopperire al fatto che non abbiamo più diciamo, la moto con la livrea personalizzata, pensiamo che i gondolari team hanno ottenuto degli sponsor importanti come Telecom e tutti quelli insomma della Ducati, perché alla fine la moto è la stessa. La livrea è pressoché la stessa perché ce l'avevo rossa e verde fluorescente. E facciamo i campionati singoli e facciamo adesso la carriera, tanto la carriera alla fine sono tanti campionati singoli perché le mail non le guardiamo mai, che fanno cagare. Se vogliamo cambiare squadra lo posso fare, cioè, perché non la voglio cambiare mai durante la stagione, ma quindi posso cambiarla l'anno dopo, quindi tipo voglio finire la carriera in Moto 3 e distruggere Kent, vado in Moto 3 e siamo a posto. E prendo la moto migliore che tanto l'avevo già comprata. Tanto ormai i soldi, insomma, ormai non erano più un problema, per fortuna è successo in un momento dove già ero a posto da quel punto di vista. E possiamo andare avanti tranquillamente con la nostra carriera per tanto tempo senza nessun problema. Mi dispiace, Fio, mi dispiace, non capisco sto bug che è successo, veramente imbarazzante, cioè, però non posso perdere tutto quello che ho fatto, ricominciare da capo, cioè, dopo 86 gare, non ha senso. Quindi adesso rimane sempre la sovraimpressione dei punteggi, Gran Premio di Motegi, purtroppo partiamo dal 12° posto in griglia, non ho fatto una gran qualifica, ma spero di riscattarmi in gara. Ecco ragazzi, continuiamo un attimo a fare della moto che passa. Ecco, continuiamo un attimo il discorso nel dire che chiaramente l'unico problema è quello che io non posso sapere. Adesso, per la fatalità, ho visto chi ha vinto i campionati in Moto 2 e Moto 3 perché ormai erano quasi segnati. Però nei prossimi anni come facciamo a capire chi vince? Vabbè, questo può essere un problema che risolvo io, non preoccupatevi di questo. Però veramente a sto punto io dico, cioè ricominciare la carriera vuol dire fare video da solo, cioè per tornare al passo e vuol dire che faccio video fra 3 mesi. Io penso che voi preferite ma rivedere la stessa moto perché alla fine la Ducati è uguale, con lo stesso colore rosso e verde che onestamente non so quanto avrei cambiato perché comunque avrei tenuto sempre il rosso come colore principale perché per me la Ducati è sempre rossa. E non sarei sicuramente andato in Yamaha e Honda, anche se comunque poi posso comunque andare, nel senso non è un problema. E fare i campionati singoli a mio parere è meglio, perché se no ci metto troppo tempo e fra 3 mesi, ciao, tutti i giochi che devono uscire, MotoGP ce lo dimentichiamo. Questo secondo me è il compromesso migliore per fare, ecco, per fare le vittorie, come si dice, per decretare le vittorie degli altri Moto 2 e Moto 3 o faccio sorteggio o non lo so, questo che forse è l'unica cosa da pensare, ecco, magari la decidiamo insieme se volete. Però ricominciare la carriera a mio parere è impossibile perché ora che arrivo al passo con la stagione passa troppo tempo. Questo è il mio pensiero, alla fine vedi sempre come da veneziano, numero 82 non cambia niente.
Adesso per la passatura di coglioni dover scrivere i punteggi. Questa stagione già è difficile perché abbiamo tanti punti di distacco. Aspetta un attimo, pausa. Oh, proveremo a fare il massimo. Comunque, insomma, è un po' segnata purtroppo, anche se comunque ci proverò. E niente, Fioi, dopo comunque aspetto i vostri commenti per capire bene perfettamente cosa fare, perché voglio il vostro parere, visto che questa serie è una serie fondamentale, una delle più importanti in questo momento, e purtroppo è capitata questa sfiga e niente. Vabbè ragazzi, dai, andiamo comunque non preoccupatevi che il Cume torna più forte di prima e vuole vincere, non dico 10 titoli, ma ne vuole vincere parecchi. Vai ragazzi, andiamo, quel che succede sinceramente sta gara. Nel senso, sto mondiale, abbiamo già detto prima, è un po' segnato, io ci provo, devo rischiarla chiaramente. Non posso tanto frenare o fare... Mamma mia che rischio sotto sandwich come diavolo, vai. 11esimo, una posizione guadagnata per la nuova livrea della Ducati. Vecchia nei colori ma nuova negli sponsor. Marquez ha un vantaggio importante sul veneziano, che hanno detto comunque ancora essere il pilota che fa più paura, perché secondo lui Lorenzo lo può battere tranquillamente, è magnifico. Staremo a vedere. Dai ragazzi, cerchiamo di fare la nostra gara. Dopo l'ennesimo ritiro ad Aragon, ragazzi, Aragon proprio è la gara sfavorita per eccellenza, è la sfavorevole proprio. Certo non stiamo girando bene neanche a Motegi, che l'altro anno abbiamo vinto, ma l'altro anno è stato l'anno magico, è stato l'anno magico con la Honda, che anche se l'Honda secondaria, però l'Honda veramente, la Honda fa delle moto stellari, una tenuta di pista perfetta, la Ducati è più scorbutica sicuramente. Ancora 11esimi, non stiamo ingranando purtroppo. Purtroppo non ingraniamo Ferrera. Qua forse... Ma no, invece è una buona... Recuperiamo diverse posizioni, 3 posizioni recuperate. Very good, very good. Più con calma. Speriamo comunque di rispondere a questo periodo di sfiga su MotoGP tra le sconfitte. Guarda. Mi arriva addosso ancora, Dio santo. Mamma mia, oh. Io sono sull'erba, sto qua mi viene addosso, porca puttana. Will Smith e Ridley Scott. Incidente per patatone. Veneziano sta abdicando il trono di campione del mondo e può anche starci. Vabbè, qua cazzi tuoi vecchio, io ero la mia traiettoria. Ottavo posto, siamo molto lontani dalle zone importanti. Vai Cuba. Poi i primi se ne stanno letteralmente andando, la cosa è abbastanza ufficiale. La cosa purtroppo è ufficiale, ragazzi. È tutto così ufficiale. Dai. Buono. Perfetto. Ah, Dio mio. Maledetti salvataggi. Veramente io ho dei conti aperti queste robe, cioè non lo so. Fortunato in amore o è sfortunato nei salvataggi a questo punto, nuovo proverbio comendiano. Non lo so, guarda, non lo so. Tanto non vedo di finire questa stagione. Un giro record di Rossi. Marquez e Lorenzo sono terzi e quarti. Io proprio non riesco a ingranare. Non ce la fo. Dai, Kuno, dai. Prova a prendere qualche altra posizione, niente. Senza infamia, senza lode sta gara, Una gara un po' così.
Chiaramente lo shock per quello che ho visto, perché cioè, pensare a video ma li buttati via, mi sono scervellato per pensare a un modo per non perdere tutto, perché è impossibile. Adesso vediamo consigli vostri, se fare i campionati singoli con Veneziano o se invece ricominciare la carriera e cercare il più velocemente possibile di tornare in MotoGP. Vediamo, questo vuol dire fare meno video in MotoGP in questo periodo, però dai, aspetto i vostri commenti. Tanto finiamo questa stagione qua perché la devo finire così, è l'unico modo. Dai come do, frera porco. Mamma mia. Dai. Arrivo all'ottavo posto, chiaramente amarissimo, però chi se ne fotte, dai. La stagione proprio non va. Sta season non va. Buono. Secondo e terzo Marchetto Marquez e Lorenzo, noi ottavi. Va buono raga, un saluto dal commentone veneziano, questo è quanto, aspetto commenti per capire cosa fare, se della prossima stagione, vediamo questa con le 3 gare, la prossima stagione fare i campionati singoli con Veneziano, rifare la carriera da solo e tornare al punto di prima, aspetto vostre notizie e vostri commenti. Ciao!